convegno, porto i saluti del sindaco. Mi piacerebbe che ci pensassimo non noi qui e voi lì, ma come se fossimo in un cerchio, e quindi mi auguro che non siate intimiditi da questo stacco, ma proprio che questa giornata sia una giornata di confronto e dialogo. È un tema importantissimo, una giornata importante, si parla tanto di violenza di genere, la violenza di genere ogni giorno, ogni 2 giorni viene ammazzata una donna, spesso da un familiare, spesso dal marito, spesso dal fidanzato, dall'ex compagno. Molto spesso ci viene narrata in modo diverso da quello che viene spesso narrata come un raptus, come uccisa dal troppo amore, mentre in realtà la violenza di genere è molto più profonda, ha bisogno di diversi approcci, quindi noi vediamo spesso la punta dell'iceberg e come amministrazioni, come regione, ovviamente tamponiamo e finanziamo i centri antiviolenza, che è sacrosanto che vengano finanziati, ma è la punta dell'iceberg, è come se si finanziasse sempre il pronto soccorso e non si avessero mai i denari e le risorse necessarie per andare a capire i sintomi e le cause. Per questo ho sposato e promuovo anche io, anche noi come amministrazione comunale, l'approccio anche del consultorio maschile, cioè di indagare il disagio maschile, di indagare sulle cause che portano a quello squilibrio di potere che poi sfocia in violenza. Ci sono le 3 P